Signore e signori, buonasera. Innanzitutto un affettuoso ringraziamento da parte di tutti noi. Siamo molto emozionati e saremo brevissimi. Passerò subito la parola a Tonina, nostro caro amato sindaco, e un ringraziamento a Tonina e al dottor Antonangelo Liori che ci ha voluto confortare con la sua presenza. Grazie. Prima di tutto anch'io un ringraziamento ai curatori della raccolta per avermi offerto l'opportunità di essere qui questa sera. Sono particolarmente contenta di partecipare a questa manifestazione perché in essa si associano varie componenti che mi sono tutte ugualmente care. In primo luogo si tratta di parlare di poesia, in secondo luogo di poesia in sardo e terzo di poesia fatta da rizzesi. Il volume che qui presentiamo è composito, riunisce poesia e prosa, proverbi e preghiere, accomunati dal fatto di appartenere ad Arezzo. Arezzo è il motivo ispiratore di questa operazione culturale ed anche l'ambito in cui essa avviene. Contos e Cantos di Arezzo si presenta come una raccolta antologica e pertanto, come tutte le antologie, non mancherà di suscitare qualche osservazione. Ci si interrogerà su quelli che figurano e qualcuno lamenterà l'assenza di altri, sul numero delle composizioni accolte e sulla loro rappresentatività. Ma questo fa parte del gioco. Sono stati i curatori a decidere i criteri di ammissione e quando si tratta del gusto personale ogni scelta è legittimata. Credo di interpretare il loro proposito nel dire che essi non sono stati guidati dalla volontà di fare una rigida selezione, di operare cioè una scrematura nella produzione poetica locale, bensì io credo essi sono stati animati dal desiderio di offrire un panorama ampio e variegato del poetario rizzese. Sono infatti ben 38 i verseggiatori che compaiono nell'indice di questo libro, di cui solo 12 sono tuttora viventi. Chiaro segno, secondo me, che la poesia era coltivata maggiormente in epoca passata e sarebbe bello approfondire i motivi di questa decadenza o del fatto che non sia più tanto di moda. L'elenco degli autori posto alla fine del volume ci offre alcuni dati curiosi. Innanzitutto, dalla professione dei poeti si evince che appartenevano tutti, nessuno escluso, alla classe popolare. Erano operai, braccianti, pastori, torronai. E che, nonostante la mancanza in molti di essi da un fatto a volte doloroso, come per esempio la ferita inferta alla comunità con l'incendio di Tescile, le fontane di Arezzo, la bellezza del paese e del paesaggio, l'ospitalità cortese e celebre dei suoi abitanti sono alcuni degli altri temi ricorrenti. Un altro aspetto di questo libro merita di essere messo in luce e secondo me è molto importante, ed è la funzione che molti dei poeti affidano allo scrivere poesia. Tranne poche eccezioni, le poesie vengono scritte per comunicare. La poesia nasce dall'urgenza di trasmettere sentimenti e considerazioni personali su fatti e personaggi contingenti. In una società come quella barbaricina, come quella nostra, dove le parole non scorrono a fiumi e il silenzio è spesso dominante, la poesia assolve il compito di dire e svelare i sentimenti più profondi. Quello che non si riesce a dire verbalmente viene affidato a un foglio di carta. Nascono così i divignos, viene così alla luce tutto un sistema di valori che regola i rapporti nella società rizzese. A chi si è allontanato per vari motivi dalla comunità, per esempio si è trasferito a Cagliari o in Campidano, e non dà segnali di vita, viene rimproverata l'indifferenza, spesso apparente, verso chi resta. A chi ha fatto carriera nella compagnia barracellare, Ciccio Manca, viene ricordato ironicamente che è capitano di terra. A chi si improvvisa quello che non è, non viene risparmiata la satira. Agli ipocriti e ipocrite vengono indirizzati versi caustici e così via. Ma oltre a questa fitta rete di rapporti personali tra i poeti, è possibile ricavare da queste poesie
tutta una serie di dati di carattere sociale ed economico. La poesia De Gentus e Sant'Amoso vinti nada risultato offre uno spaccato della vita quotidiana rizzese del 1947, quando la precaria economia delle famiglie si reggeva quasi esclusivamente sulla raccolta delle castagne. Molti dei progetti, tra cui anche lo sposare un figlio o una figlia, dipendevano dall'esito e mi auguro che iniziative simili possano moltiplicarsi e che, perché no, possano anche servire da stimolo a comporre e a dire, perché la comunicazione e il dialogo, a qualunque livello avvengano, è segno di interesse, di vivacità e di vita, e non possiamo che rallegrarsene. È il silenzio e l'indifferenza che dobbiamo temere, e le iniziative come questa, che ci vede qui uniti, servono invece per scongiurare tali rischi. Grazie a tutti per essere qui. Ho la parola a Antonangelo Lioni, che non ha bisogno di presentazioni. Ringrazio innanzitutto gli amici rizzesi, il sindaco di avermi invitato. Vi informo che non sono emozionato, e non sono emozionato perché uno quando torna a casa sua non si emoziona mai, uno si emoziona quando esce, non quando torna. Di conseguenza, ritenendo di tornare a casa mia, non sono affatto emozionato, anzi sono sereno e tranquillo. Io ho letto questo libro in bozze, ho letto le poesie e ho fatto diverse considerazioni. Innanzitutto è un libro che ho letto, io sono uno che legge molti libri durante l'anno, leggo moltissimi per lavoro e per diletto, però quando ho letto questo libro c'è stata, diciamo, una spinta diversa. La spinta è stata quella data da un riscoprire memorie, errori, sensazioni, tutto un insieme di cose che riguarda un po' la nostra terra, cioè questi 4-5 paesi che sono questo versante del Gennargentu e che hanno una stessa origine. Abbiamo perso però la capacità di rapportarci tra noi e di rapportarci col territorio, con la terra che ci ha generato. Abbiamo perso. Ieri sera sono andato da Rizzo in campagna con gli amici e ho scoperto per esempio che i videogiochi hanno dimenticato anche i nomi di ogni sua appartenenza ogni vicenda, ogni oggetto della campagna rizzese, del paese di Rizzo, di Cortese, di Tonara, di Fondi, era intensamente
cielo venerato, protegge su masaio e su pastore, sempre abbondante sia sulla ore, senza pane su popolo affamato, da esardura sfatica s'appagato, sia masaio con sale valore, fiducioso e canta saratore da chi tiene su campo seminato. Sono frutto della agricoltura, dobbiamo apprezzare il suo valore, chi dà pane ad ogni creatura. Assisti costumile agricoltore, si sfida, sa tempesta e se calura, con sul tappo bagnato di suore. Del sannata sa spena, sa faticas, bene recompensata con suo rano. Su masaio, con sa valca in mano, messa in suo campo, sa si spicas. Scrivere poesie e quindi io vorrei essere un omaggio agli autori delle poesie perché insomma hanno fatto una gran bella cosa scriverci i loro versi. Si intitola senza titolo proprio perché non è una poesia, sono proprio 4 versi. 4 versos e rie, a somanco un figura. Pensai che questa poesia via così già da nuda. Non narra niente nuda, c'ha composto 3 diese. Ma dopo nulla e niente, altro non viene alla mente. Dai comandanti al rispetto chi canta devi scrivere e devo ascolta solamente e senza minerire. Grazie. Anche Giuseppe Conto ha fatto la sua... Noi ridiamo continuamente perché vogliamo così scacciare via l'emozione, non è facile. Pagina 250. Questa poesia, chiamiamola poesia per il momento, nasce da un tormento interiore proprio e da una sfida soprattutto, visto che gli altri avevano già scritto qualcosa, mi sembrava brutto non scrivere anch'io qualche cosa e allora ho scritto queste poche righe, si intitola Si sfida. Mischino e miseretto se soffrinne in castello, affannoso e trumento per una soddisfazione. Non è presa semplice e non s'agatta fuego, ma proprio su mattessi a fare descrizione. Tutto è spartito dei carboni, che fiero comandante, tocca i io sul vago, ci sei scompetente. Non passa una die, Cattore gli risponde, e Carlo, si scuretto, ancora nuda, niente. Ma chi non veni s'avvena, di guida stravolgente, a salire Gaduvazzo, bello e sorprendente. Si becca vi convinto, Gaduria veramente, proiette dai suoi nuda si scritto es presente. Tanno e a Fiera Mosca armato di coraggio, da dentro di un muro e pago sulle raggio. Paria più tranquilla, più semplice da stare, ma come che su inneso non misco comportare. Da Dorro sa regione, a chi è naraca il mano, a fare una rima non basta appena in mano, bighere su sentilu, sa musa e competenza, e scusatemi tanto di vos proprio sa la scienza. Meglio l'ha fatto breve, da Serro de Sicuro, attore, Pino e Carlo hanno assunto un saluto. Lo scherzo di ringraziare con suo libro Guru, tanto auguri sincero e piccolo di culo. Un negozio, si ne vuole comprare, tutto a manco valore, ci essi congiuntura ben niente di continuo, costante un negozio. In su un giardino, che non porta scresura, segala un salta sovrore, a vinci da alderare, a cine brusa pozio, posto anche un negozio. Un applauso per l'autore Luigi Pava qui presente. E io vorrei che Pino Carboni leggesse la sua poesia perché è molto bella. Un applauso di incoraggiamento però, no, noi siamo troppo. Non è la notte. Nel frattempo che il coro si prepara per un'altra canzone, volevamo spiegare in 2 parole, abbiamo visto che c'è un'iniziativa in corso ad Arezzo per ricostruire la chiesetta campestre di Santa Maria, che noi non abbiamo conosciuto ma abbiamo sempre sentito parlare della festa che si faceva in Salco di Santa Maria,
abbiamo pensato di fare questo libro dal ricavato della vendita del libro contiamo di dare il nostro contributo al rifacimento della chiesa, così fra un anno, fra 2 anni magari presentiamo qualche altro libro con altre poesie di voi autori e li presentiamo direttamente a Santa Maria, tutto vale senza festa. Grazie. Lai lo, lai lo, lai lo, lai lo.